Ok, siamo qua con Elia Cinquini di Viareggio. Innanzitutto complimenti, siete in continua striscia positiva, 6 partite, un solo pareggio, quindi state stabilmente nella zona alta della classifica. Qui a Bresanze un successo convincente dove avete magari tenuto, non dico sofferto, però una partita combattuta nel primo tempo, poi nel secondo tempo grande esperienza, grande mentalità, se ne entrate in campo e l'avete chiusa. Hai detto tutto te, è stata una bella, è stata una bella partita. Sai che venire a Breganze comunque non è facile. È una squadra giovane, fisica, ha tenuto un bel ritmo per tutta la partita, ci ha tenuto sulle spine per tutta la partita, perché anche a parte nel finale che abbiamo un po' dilagato, però è stata tosta come sempre. Ok, se devi individuare qualcosa di negativo e qualcosa di positivo, l'aspetto migliore e quello peggiore della partita? Ascolta, forse un po' l'approccio alla partita, siamo sempre un po' titubanti, fra virgolette. Invece come una cosa positiva abbiamo fatto quello che il mister ci aveva detto di fare e niente, stiamo lavorando, stiamo piano piano crescendo, comunque la squadra ha preso 2 innesti importanti nuovi, c'era comunque anche nello staff 2 innesti importanti che vengono forte dei marmi anche loro, il mister e il preparatore atletico. Niente, stiamo lavorando e piano piano. Work in progress. Bravissimo. Bene, allora grazie Elia Cinquini, in bocca al lupo per il resto. Crepi il lupo, grazie anche a voi.